Allora, con il segretario generale FLC della CGIL, Carmelo Cassalia, allora siamo qui anche quest'anno, tra i 2 anni scolastici, ci sono 1337 posti vacanti per i docenti in provincia di Vicenza, 361 per il personale ATA, quindi segreterie, collaboratori scolastici, eccetera. Com'è possibile, nonostante la legge che ha portato autonomia nella scuola, la legge 107 famosa, con i dirigenti manager? Segretario. In effetti anche noi siamo sorpresi di questi numero dei posti vacanti, non ce lo saremmo aspettati. Purtroppo mi viene da pensare che è una mancanza di programmazione da parte del Ministero, che ovviamente non rispetta il fabbisogno delle varie province della regione, in quanto avrebbe dovuto attivare anche, per quanto riguarda il sostegno, per esempio, una programmazione più efficace, ma nello stesso tempo io penso che bisogna ritornare ad investire nell'istruzione e bisogna riprogrammare tutto il sistema, attivando dei nuovi concorsi che abbiano una cadenza triennale e una programmazione che tenga conto delle esigenze dei territori. Qui la questione è fare il servizio che la scuola deve fare, la scuola pubblica deve fare sul territorio, per le famiglie, per i ragazzi, per la collettività intera, no? Certo, la mancanza di tutto questo personale ovviamente ha delle forti ricadute e un impatto sulla offerta formativa delle scuole, perché se vogliamo pensare che in ogni scuola mancheranno all'avvio dell'anno scolastico circa 10 docenti, questo significa che le scuole partiranno a rilento, che la didattica subirà dei contraccolpi e questo ovviamente inevitabilmente si ripercuote su alunni, genitori e anche sull'intera società, quindi sulla qualità dell'offerta formativa. Segretario Cassalia, proprio per quanto riguarda i dirigenti, anche lì ci sono una cinquantina di posti vacanti in provincia di Vicenza, che fare? Beh, questo è un grosso problema, è un problema vecchio che si ripropone ogni anno e ci auguravamo che si ponesse fine con l'ultimo concorso che è stato indetto e che si è concluso di recente, ma purtroppo dobbiamo ancora attendere qualche settimana perché i nuovi dirigenti arrivino nelle destinazioni. Probabilmente nei prossimi giorni saranno completate le graduatorie, dalle quali poi saranno attinti i nuovi dirigenti e ci auguriamo che arrivino da queste parti più dirigenti possibili in maniera da colmare questo buco enorme che rappresenta una forte criticità per il territorio vicentino. Ecco, rimane comunque questa precarietà, questa incertezza. Ogni anno nel mese di luglio e agosto si arriva a settembre e poi, come diceva lei, il rischio è che una decina di insegnanti manchino per ogni scuola. Sì, è vero, questo dipende dal fatto che non si vuole procedere nella direzione giusta, cioè quella di ritornare ad investire. Noi come FLC lo abbiamo chiesto e lo chiediamo ancora una volta: bisogna stabilizzare tutto il personale su tutti i posti vacanti e disponibili, quindi abbiamo centinaia di precari che sono nelle liste di attesa che ambiscono al ruolo e non possono farlo proprio perché non è previsto al momento che questi possono accedere al ruolo, in quanto le graduatorie ad esaurimento sono esaurite e aspettano un decreto che gli permetta di conseguire le abilitazioni e il cosiddetto pass per poi poter accedere ad una fase straordinaria che ci auguriamo possa consentirci di coprire tutte le cattedre vacanti. E si parla di precari che comunque hanno esperienza di insegnamento, non di precari che sono arrivati ieri o l'anno scorso. Sì, si tratta di precari storici. Tra questi abbiamo docenti che insegnano da decine di anni e che ormai sono pure logori, non ce la fanno più ad aspettare le decisioni della politica, che offrono il loro impegno con molta professionalità e che potrebbero
essere, diciamo, come dire, meglio utilizzati se stabilizzati, perché nel momento in cui vengono stabilizzati possono garantire la continuità didattica, possono, diciamo, integrarsi nella scuola nella quale vengono destinati e diciamo, apportare quel valore aggiunto che la scuola ha bisogno.